Benvenuti a tutti alla partita tra Atletico Conegliano e Futsal Montello, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C1 Veneto a girone unico. Siamo in diretta dal Palastadio di Conegliano, qui con voi Andrea Madero e Alessio Morettin. Prendete i popcorn, inizia lo spettacolo. Ma non era dello stesso avviso il direttore di gara. Zeberi, Favara un po' di spazio, trova l'imbucata Bergheno, la palla finisce di poco fuori, aveva provato il tacco pieno. E ancora una volta Imamovic fuori dall'area e Gheno a riempirla. Adesso Zeberi prova il mancino, Favaro spalla alla porta di Zeberi, e c'è il gol di Zeberi, da fuori area a destra del numero 10, di punta, di buca, a rete. Ed è 1-0 del Conegliano. Squadra di mister Brusaferri che chiama fuori il pressing per poi compiere in ripartenza come è successo adesso con Imamovic. Adesso Landrigno va sul mancino, Landrigno prova a destra, fa la sponda, adesso Imamovic vuole il contropiede, prova a destro, para ancora Boin. Non si sa cosa, se fosse un problema. Attenzione a Colpe che prova a destro dalla lunga distanza. Ancora chiamato in causa Sponga che non si fa mai rinviare a giudizio. Ancora Nicolati prova a destro, pallone che vince Sponga. Lancio lungo per Ziberi che vuole liberare il destro. Ziberi! Che gol! È il numero 10! 2-0 per il Conegliano! E chi sono i due? Chi sono Ziberi? Chi sono la storia di questa squadra? Panziera, Ziberi, a tu per tu con Toppe, Ziberi, dove andrà? Mancino, Ziberi, interviene Moen, Bertoni, attenzione a Conegliano che interviene, Dalla propria area, è un assedio per ora per il Montello. attenzione al mancino, Nicolati, punta Favaro. Nicolati prova al centro il numero 19 Coppe, Imamovic spalla alla porta, Ziberi ha un po' di spazio per puntare, prova alla ruleta, Landrigno la sposta, Landrigno la tocca per Bertoni, 2-1 del Montello, giocatona di Landrigno e Bertoni finalizza davanti alla porta, 2-1 per il Montello. La tocca per Epp, Imamovic chiuso da 3 persone, Ziberi, adesso Imamovic, c'è spazio, Imamovic non fischia il fallo, il direttore di gara, adesso Bertoni prova al destro, Sponga, che parata ha fatto, è anticipato da Coppe, adesso possesso palla semplice per il Montello con Bertoni, c'è spazio per Coppe che prova a destro, ancora Sponga decisivo che esulta come un gol. La palla è uscita. Imamovic la alza per Ziberi, ancora Ziberi a spazio, Imamovic, palo gol di Imamovic che esulta e c'è il 3-1 del Conegliano, sfortunato qua Boin con pallone che rimbalza prima sul palo e poi sulla sua schiena e si infila in rete, 3-1. Veloce, sempre ad andare sul destro o sul mancino, adesso Bonazzo proprio parte, deviazione, tanto Sponga restituisce ancora il pallone, attenzione al tacco di Coppe Di questo match. Gheno suola e la scarica su Favaro, Imamovic ha un po' di spazio, Imamovic interviene Boin, Epp, Bertoni prova al destro, trova, mamma che intervento ha fatto Sponga, manca un minuto spaccato alla fine di questo secondo tempo, Nicolati, Imamovic a spazio, Imamovic controllo, mancano 20 secondi alla fine di questa gara, Panziera, Bertoni, Coppe libera il destro, Nicolati e ancora Sponga, Epp, Sponga è decisivo, Bonazzo contro Sponga, Vediamo chi lo vincerà questa volta, per ora sempre Sponga. lo vedo gasato, il numero 22 è una statua, parte Bonazzo e il pallone finisce fuori,
ipnotizzato, sfoga, ti entra in testa e non ti esce più. E finisce qui la partita tra Conegliano e Montello. 3-1 per il Conegliano.